Buona domenica, edizione serale del nostro TG che apriamo con gli aggiornamenti sul coronavirus. Oggi in Calabria si registrano 179 contagi in più. Continua a crescere la curva del contagio in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.960 tamponi e sono 179 i nuovi contagi. In totale le persone risultate positive al coronavirus sono 3.790, quelle negative 251.893. Il Reggino e il Cosentino continuano ad essere le aree più colpite. Nel dettaglio i casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 62, a Catanzaro 11, Crotone 23, Vibo Valentia 3, Reggio Calabria 77. Crescono anche i ricoveri, oggi sono 106 in reparto e 10 in terapia intensiva. E oggi è stato varato dal governo il nuovo DPCM che prevede misure stringenti proprio per frenare l'avanzata dei contagi Covid. Il decreto entrerà in vigore a mezzanotte. Fino al 24 novembre rimarranno in vigore le misure previste dal nuovo DPCM firmato questa mattina dal Premier Conte, un decreto che contiene misure più restrittive per cercare di contenere la diffusione dei contagi Covid. Rispetto alla prima bozza circolata nella giornata di ieri ci sono alcune modifiche nel testo definitivo. Confermata la chiusura alle 18 di tutti i ristoranti, bar e gelaterie che però saranno aperti la domenica. Il consumo al tavolo sarà consentito ad un massimo di 4 persone. Nelle scuole superiori sarà possibile portare la didattica a distanza anche oltre il 75%. La disposizione contenuta nel DPCM va di fatto incontro alle diverse regioni che avevano chiesto di portare la didattica a distanza al 100%. Il decreto prevede la chiusura di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, stop anche per cinema, teatri, casinò e sale scommesse. Il nuovo DPCM consente lo svolgimento delle funzioni religiose nel rispetto però dei protocolli anti-Covid. Vietate invece le feste di nozze. Per le abitazioni private il DPCM raccomanda fortemente di non ricevere persone a casa diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative oppure per necessità e urgenza. Per quanto riguarda gli spostamenti restano consentiti quelli tra regioni e comuni, anche se nella versione definitiva del DPCM viene fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Saranno chiusi gli impianti sciistici, mentre si potranno ancora svolgere i concorsi pubblici e privati. Nel testo del DPCM firmato dal Premier Conte è saltato infatti il divieto di svolgimento previsto nella bozza. Sospesi invece convegni e congressi, eccezion fatta per quelli che si svolgono in modalità da remoto. E il presidente facente funzione della Regione Calabria, Nino Spirlì, critica aspramente il nuovo decreto. Dice Spirlì: il confronto in conferenza Stato-Regioni sulle regole per affrontare la nuova emergenza Covid voluta dal governo è assolutamente inutile. Continua dicendo: l'incapacità di questo governo di ascoltare la voce dei territori e le urgenze di tutte le categorie sociali e produttive non solo sorprende ma offende il senso di unità nazionale di cui tutti gli italiani oggi hanno assolutamente bisogno. Queste le parole di Nino Spirlì, ma come hanno accolto le nuove misure i titolari di bar, ristoranti e pizzerie? Beh, c'è chi contesta le decisioni, ma c'è anche chi le condivide. Molte categorie non potranno più lavorare, perché andare a un ristorante fino alle 18 mi sembra ridicolo, quindi è come dirgli chiudete del tutto. Hanno illuso a tutti con la cassa integrazione, ma in realtà l'hanno pagata fino al 13 giugno ad alcuni, ad altri nemmeno. E come fa un ristorante, una tavola calda, una rosticceria, un bar a stare aperto fino alle 18? Cioè, tutti sono abituati ad andare a cenare la sera, vai a cena con la famiglia, allora stai attento, stai al tavolo, tutto ma se tu fai chiudere un ristorante alle 18 non ha motivo di stare aperto. Stiamo chiudendo alle 6, io lavoro nella ristorazione che sono 12 anni, soldi non ce ne sono. Ci troviamo in una situazione drammatica, dobbiamo pensare da commerciante o dobbiamo pensare da persona umana. La preoccupazione, diciamo che io posso risolverla in base alla piazza, ma quanta gente non si trova nelle mie condizioni, il mio pensiero va rivolto ai colleghi che non hanno la mia
possibilità, quello che mi rattrista. È un po' severa, ma andrebbe fatta più che altro per chi frequenta la movida e tutto il resto. Per quello che riguarda le attività commerciali, diciamo che è una stretta un po' troppo pesante. Sono contro le incongruenze, sono per le regole, sono per la giustizia, ma noi del settore attaccati così non ci stiamo. Io, per quanto mi riguarda, nelle regole, soprattutto evitando disordini, per dare voce a una lavoratrice, farò la mia protesta. E si sentono penalizzati i titolari e i gestori di piscine, palestre e centri sportivi. I titolari di palestre e piscine si sentono penalizzati dal nuovo DPCM che ne dispone la chiusura. Già nel primo lockdown hanno subito ingenti danni, poi con grandi sacrifici hanno riaperto nel rispetto delle misure anti-Covid. Adesso il nuovo stop, una decisione, sottolineano, che punisce il mondo dello sport e che causerà perdite ingenti. Noi abbiamo affrontato delle spese come hanno affrontate tutte le altre palestre, ci troviamo in difficoltà con spese vive, luce, acqua, gas, fitto, per non parlare dei collaboratori che non lavorano. Ci hanno chiuso per primi a fine febbraio, inizio marzo. Dopodiché ci hanno dato la possibilità di riaprire per ultimi verso fine maggio, inizi giugno. Ci hanno detto di adeguarci alle normative dell'emergenza sanitaria e l'abbiamo fatto. Inoltre una settimana sempre con una comunicazione lesiva nei confronti dei nostri, del nostro settore. Siamo arrivati al punto, tra virgolette, di non ritorno di noi operatori. L'auspicio e l'augurio è quello di creare una rete di tutti gli sportivi, di tutti gli operatori, per far sentire la nostra voce rispetto a un settore che è sempre stata la cenerentola del nostro paese e che non è giusto. Non è solo una questione di economia, ma anche di benessere mentale. Sono le persone che vengono in palestra, si sentono bene, non ci sono stati contagi, altissimi contagi o focolai nelle palestre, mentre nelle scuole, nei mezzi pubblici ci sono stati e i provvedimenti lì non si prendono. Io ho lanciato, ripeto, un'email unitisport@gmail.com per tutti coloro i quali vogliono aderire a questa naturalmente protesta pacifica, dove si deve muovere su due binari: un binario giuridico che sarebbe quello di impugnare al TAR questo DCPM del governo Conte, dall'altra parte chiedere anche un risarcimento allo Stato per tutte le problematiche che ci hanno causato direttamente e indirettamente, e poi nello stesso tempo, se serve, anche fare una manifestazione pacifica a Roma per tutelare e salvaguardare il nostro settore. Quindi un appello a tutti gli sportivi, in modo particolare della Regione Calabria, a far sentire la nostra voce. Ora noi saremo chiusi perché osserviamo le leggi, però alla riapertura del lockdown si ripresenterà di nuovo questa situazione. Ora quello che chiediamo noi è il da farsi dopo questo lockdown, perché poi le persone non ritorneranno né in palestra, né al ristorante, né nei cinema, né ovunque. Qual è la vostra soluzione? Nel prossimo servizio parliamo invece di università. I rettori degli atenei calabresi hanno fatto il punto sulla situazione della didattica anche in relazione ai protocolli da adottare proprio per l'emergenza Covid. Ieri si è tenuto un incontro tra i rettori delle università calabresi. È stato fatto il punto sulla situazione della didattica in relazione anche ai protocolli di sicurezza da adottare per l'emergenza coronavirus. Ne abbiamo parlato con il rettore dell'Unical, Nicola Leone. La situazione è buona nelle tre università. Nell'incontro abbiamo anzitutto fatto il punto della situazione delle presenze all'università e di eventuali contagi. L'Unical monitora costantemente il numero degli studenti presenti e l'occupazione delle aule e anche delle mense, e questo per garantire un perfetto controllo della sicurezza. Il risultato di tutto ciò è che l'università in questo primo mese è stato un luogo davvero molto sicuro. Su 60.000 presenze complessive abbiamo avuto solo 7 studenti positivi, che peraltro non hanno contratto il virus all'università, ma erano tutti
positività riconducibili a focolai noti. L'Università della Calabria ha anche testato e messo in funzione la app Smart Campus, che consente il tracciamento di ogni studente e che favorisce il controllo di eventuali contagi. Noi sappiamo esattamente in ogni momento quali e quanti studenti sono nelle aule e questo dato viene registrato, ovviamente nel pieno rispetto della privacy, è tutto in forma anonima. Quindi che succede? Quando uno studente malauguratamente purtroppo diventa positivo, informa il referente Covid di Ateneo con un'email e grazie a quest'app noi immediatamente effettuiamo il tracciamento. I rettori calabresi hanno anche incontrato i dirigenti del Dipartimento Sanità della Regione e hanno concordato nuove strategie per la limitazione degli afflussi con i mezzi pubblici. Seppure l'università sia un luogo sicuro, un afflusso alle università comporta dei problemi sui trasporti, no? Perché causa una maggiore occupazione dei mezzi pubblici di trasporto che sono un potenziale pericolo. E quindi si è pensato poi di ridurre l'afflusso all'università, quindi da domani andranno in aula solo le matricole, cioè gli studenti del primo anno delle lauree triennali e delle lauree magistrali. E dalla mezzanotte sono entrate in vigore le misure previste dal decreto della Regione firmato dal Presidente facente funzione Spirlì, coprifuoco fino alle 5 del mattino, locali chiusi e strade deserte. Spirlì, il reggente del governo regionale, ha deciso di stringere un po' di cose per salvaguardare la Calabria. Ha detto di non condividere il termine coprifuoco. Bene, ma nei fatti è così. Chiudiamo tutto a mezzanotte. Domanda: serve a qualcosa? Speriamo che abbia ragione lui, ma è chiaro che i cittadini calabresi si aspettano anche altro. Un esempio? Far funzionare bene gli ospedali, assumere il personale che manca da anni, fare in modo che le strutture che operano sui territori e che hanno il compito di gestire l'emergenza abbiano mezzi e uomini a sufficienza, fare in modo che ci siano più laboratori deputati alla processazione dei tamponi, intervenire sul sistema del trasporto pubblico per evitare che i cittadini siano costretti a viaggiare l'uno sull'altro, aumentando di fatto il pericolo del contagio. Dovrebbe anche affiancare le aziende in crisi, i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e le famiglie in difficoltà. Magari evitando di buttare soldi, come in occasione dell'orribile corto di Muccino. I soldi ci sono, ma bisogna spenderli bene. Oggi l'emergenza è rappresentata dal Covid-19. E allora perché non si concentra tutto su questo? Perché si perde ancora del tempo? Caro Presidente facente funzioni, va bene l'ordinanza di chiusura, ma faccia presto a mettere in atto tutto il resto. Qui abbiamo bisogno di tutto e non solo del rigore. Di un provvedimento che sicuramente mette a dura prova un'economia fragile ed è fragile soprattutto perché vive prevalentemente di servizi alla persona e servizi alle famiglie. Basti pensare per esempio che nel settore della ristorazione e dei bar ci sono circa 15.000 imprese attive in Calabria che danno occupazione a circa 55.000 persone, il che tradotto in termini monetari significa che ogni mese ci sono circa 750 milioni di euro che transitano in questo settore. E ovviamente introdurre dei provvedimenti e delle restrizioni ha un primo impatto che è quello di mettere a dura prova il settore degli dipendenti che vive ovviamente di salari del settore della ristorazione. Per non parlare delle palestre, per esempio, che hanno un peso rilevante anche in Calabria per la loro numerosità e per i servizi che offrono, anche dal punto di vista della possibilità di recuperare gli investimenti che hanno effettuato nel corso di questi mesi per rispondere alle esigenze anti-Covid. Quindi si tratta di provvedimenti che sono sicuramente importanti per tentare di contenere la diffusione del contagio, però hanno delle implicazioni economiche non banali. Io credo che bisogna sicuramente affidarsi alla responsabilità dei singoli in questa fase, anche perché il tasso di letalità di questo virus in questo momento è relativamente basso. C'è un sacco di gente che è asintomatica, ma in quanto tale non è certo che sia anche contagiosa.
Per cui sicuramente buone pratiche legate al distanziamento sociale, sicuramente pratiche di mantenimento della mascherina, ma soprattutto bisogna, come dire, secondo me trovare spazi per continuare anche le attività normali di un'economia che è abbastanza già provata di per sé, ed è provata di per sé soprattutto se si pensa che vive prevalentemente di settori pubblici. I dipendenti pubblici in Calabria sono moltissimi e gli effetti, per esempio, su una possibile introduzione di un contributo di solidarietà sugli stipendi dei dipendenti pubblici, questo avrebbe sicuramente un effetto veramente dirompente per un'economia che come dire, fa affidamento moltissimo alla pubblica amministrazione e ai dipendenti pubblici. E appena dopo la mezzanotte a Catanzaro la protesta pacifica di un comitato spontaneo che dice no al coprifuoco. Vedete nelle immagini i manifestanti che hanno esposto uno striscione alla protesta, hanno partecipato una cinquantina di persone. L'intento del comitato spontaneo, si legge in una nota, ha come scopo di dar voce ai ristoratori, ai proprietari di attività commerciali, ai loro dipendenti, studenti e tutte quelle categorie colpite dai decreti e dalle misure restrittive. E torniamo ad occuparci dei contagi in Calabria. Come dicevamo, i numeri sono in aumento. A Cosenza chiusa la scuola primaria Pizzuti di via Roma, dove un'alunna è risultata positiva. Chiuse le scuole anche a Strongoli, nel Crotonese, dopo il contagio di un docente. 3 nuovi positivi si registrano oggi a Castrovillari, mentre a Crotone, dopo il sindaco, risultano contagiati anche 5 assessori e un dipendente comunale. Il punto sui contagi nel servizio. Non accenna a diminuire il numero giornaliero dei contagi in Calabria e i cosiddetti focolai proliferano. Ormai il contagio interessa anche gli ambiti sanitari, mentre le vittime dall'inizio della pandemia sono salite adesso a 106, dopo il decesso di un uomo di 87 anni al Policlinico Universitario Mater Domini di Catanzaro, dove era già da alcuni giorni ricoverato nel reparto di rianimazione. A Cosenza diversi i casi registrati nel reparto di ortopedia dell'ospedale dell'Annunziata e sono stati contagiati anche alcuni operatori del 118. Nuovi casi anche nella Presila, zona rossa da diversi giorni e in cui si registrano anche adesso le proteste della popolazione che si sente abbandonata e che chiede che siano effettuati i tanti tamponi richiesti. A Catanzaro, dopo quello di un cardiologo, si registra anche il caso di un infermiere vittima del contagio. Casi in aumento anche nel Reggino, dove a Polistena è salito a 10 il numero degli operatori sanitari preda del coronavirus. A Crotone ancora attesa per i tamponi dopo la positività del sindaco Vincenzo Voce. In totale nell'ultima settimana è stata registrata negli ospedali calabresi una crescita davvero elevata dei ricoveri, sia nei reparti che in terapia intensiva, pari a circa il 40% in più. E adesso vediamo la situazione dei contagi nel Reggino. Reggio Calabria e provincia sotto stretto monitoraggio anti-Covid, sebbene nelle ultime 24 ore il virus abbia allentato le sue tenaglie. Niente di entusiasmante sia chiaro, i dati numericamente restano importanti e rendono chiara la prospettiva che sarà di quasi trincea. A Reggio Città il numero dei contagiati supera i 300, nella sola giornata di ieri si sono registrati 49 nuovi casi ed ora si è in attesa dell'aggiornamento odierno. Il sindaco Falco Matà in diretta Facebook aveva nei giorni scorsi chiesto massima collaborazione ai cittadini, casi anche nella vicina Villa San Giovanni. Problemi seri si registrano nei grandi centri della costa tirrenica, Palmi, Gioia Tauro, Rosarno, Cittanova, Taurianova. A Rosarno il sindaco Idà ha chiesto l'impegno dei cittadini a conferma che la preoccupazione è alta. Peraltro nella frazione di Messignadi, nelle scorse settimane già zona rossa, ci sono 8 nuovi malati. Intanto all'ospedale di Polistena sono stati effettuati tamponi
tamponi al personale, 10 operatori del nosocomio sono risultati positivi. I sindaci della costa tirrenica, aderenti all'Associazione Città degli Ulivi, hanno chiesto al prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani l'attivazione di un protocollo unico per tutta la zona. Sulla costa ionica preoccupazione a Bovalino. Il sindaco Vincenzo Maesano, in diretta Facebook, ha confermato l'esistenza di altri 3 nuovi casi. Adesso siamo a 33. C'era stato uno stop dei contagi nelle scorse 48 ore, ma la novità adesso non lascia certamente tranquilli. Casi, seppur non numerosi, si registrano a Melito, Portosalvo, Siderno, Locri e Bianco. A Locri ieri tutti gli amministratori, collaboratori e dipendenti del comune sono stati sottoposti a tampone da personale dell'Istituto Clinico De Blasi di Reggio Calabria, tutti negativi per fortuna, ed è certamente una buona notizia, ma l'emergenza tra Ionio e Tirreno tocca anche i piccoli centri. Per Platì, Campocalabro, Calanna, San Giorgio Morgeto non sono giorni tranquilli. Nel prossimo servizio invece le misure messe in campo dalla Regione per sostenere il comparto agricolo calabrese. La Regione Calabria si è mossa con decisione nel campo del sostegno alle imprese impegnate nell'agricoltura. L'assessore Gianluca Gallo ricorda le diverse azioni ideate. In questi mesi abbiamo tentato di fare una azione anche di verifica dello stato del PSR. Abbiamo anche tentato di rilanciarlo. Abbiamo avuto il problema del Covid e su richiesta delle organizzazioni agricole abbiamo emanato il bando della misura 21 che tra qualche giorno uscirà nella graduatoria, quindi siamo riusciti con un bando molto semplificato in un mese ad avere dalla conferenza stampa l'emanazione del bando e poi addirittura la graduatoria, e credo che tra poco ci saranno anche i pagamenti. In questo caso noi favoriremo le aziende, su richiesta delle organizzazioni agricole, le aziende che nel periodo del Covid hanno avuto il lockdown, quindi gli agriturismi, il lattiero caseario, il vitivinicolo e il florovivaistico. Erogheremo 7.000 euro alle aziende agricole, 20.000 euro alle vitivinicole e 30.000 euro alle aziende del settore caseario. Previsti sostegni anche per il comparto degli agrumi e per il rinnovo della meccanizzazione. Il PSR impegna quasi 1 miliardo e 100 milioni di euro in un settennio e verranno coinvolte adesso anche le università per realizzare un piano agricolo regionale che si inserirà nel progetto complessivo di settorializzazione del PSR, già discusso anche con la scomparsa presidente Iole Santelli. Un piano regolatore dell'agricoltura regionale per capire in quale territorio nei territori cosa si può coltivare e soprattutto le vocazioni di ogni territorio e anche le proiezioni di ogni coltivazione anche nei prossimi anni. Sta per essere pubblicata anche una nuova graduatoria per il bando sul biologico, settore ritenuto strategico, visto che la Calabria è la più bio d'Italia, e ci si sta muovendo in direzione della semplificazione delle procedure burocratiche che assillano gli agricoltori. L'abbiamo fatto nel bando Covid, ma l'abbiamo fatto in generale, allungando i tempi per la realizzazione dei progetti, prevedendo delle varianti e prevedendo anche dei lotti funzionali. In precedenza l'agricoltore che non portava a compimento il proprio progetto vedeva revocato il proprio finanziamento. In questo caso si possono chiudere anche dei lotti funzionali, tutto nell'ottica, ripeto, della semplificazione, perché riteniamo che la burocrazia non debba essere nemica del cittadino, ma debba aiutare il cittadino. E siamo allo sport, parliamo di calcio. In Serie A il Crotone sconfitto a Cagliari con il risultato di 4-2. Per la Serie B invece il Cosenza pareggia al Marulla contro il Lecce, gli ospiti in vantaggio al 12° con un gol di coda. Il gol del pareggio arriva invece per il Cosenza al 56° con la rete di Gliozzi. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. È attiva della variabilità con spazio ad ampie schiarite per la giornata di lunedì, quando si instaureranno correnti sciroccali che anticiperanno una perturbazione atlantica prevista in transito sulla Calabria nella giornata di martedì. Domani cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con temperature in lieve aumento nei valori massimi. Passiamo a mari e venti. Domani i venti si disporranno ovunque da sud-sud-est, tra deboli e moderati. I mari saranno generalmente poco mossi, quasi calmo il golfo di Corigliano.
Il moto ondoso sarà comunque previsto in aumento a partire dai bacini meridionali nella seconda parte della giornata. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.